Carissimi ascoltatori, care ascoltatrici, anche oggi siamo qui col mio amico Armando a presentarvi una ricetta, naturalmente col tema i fiori che si mangiano, una ricetta straordinaria. Oggi parliamo di spaghetti peccaminosi, fantastico. Caro Armando, Bruno, guardi, raccontamela tutta perché sono qui in fibrillazione. Ciao innanzitutto. Ciao, è un peccato gastronomico questo qui, guarda. Bene, io ne faccio tanti di questi peccati. E poi, Bruno, tu capisci questo fiore che si mangia, che è il radicio rosso da Treviso, se ti guarda, è un sorriso, se ti mangia è un paradiso, e dopo, mie care signore, non è mangiar pissan del radicio trevisan. Cosa ha avuto meglio questo radicio? Questi sono i prodotti della nostra terra. Ma sono smentigate a dire che tu sei un poeta primo e che quando che ti sento parlare in dialetto e raccontare le ricette in dialetto, ma gli incontro qualche donna, sì. Ma mi esprimerò anche in dialetto, se tu mi permetti. Tu fai quello che vuoi, sei il maestro. Bene, questi spaghetti, mie care signore, che hanno questo... e sono determinati con questo nome peccaminoso, è come un peccato d'amore, un peccato amoroso. I peccati, quelli belli sono anche questi, poi ci sono i peccati, quelli più cattivi, che noi non li vogliamo ricordare. No. Quindi, perché peccaminoso? Adesso vi spiego. Quindi, sì. Perché innanzitutto vi do gli ingredienti. 4 persone, fate un 3 etti di pasta, 3 etti è più che sufficiente, poi se siete dei mangioni fate anche 3 etti e mezzo. 3 per me? Sì. 3 per me? Ecco. 3 a testa? 3 a testa. Quindi ecco, un 3 etti di... No, e qui scusa, poi ti lascio dire, qui devo intervenire, perché lo pensavo prima, le quantità di pasta... naturalmente sono soggettive, da persona a persona. Sì. Però per gustare un grande piatto, specialmente come questo, la quantità è piccola. Poi il primo piatto deve essere piccolo per gustarlo, poi mangiate quanto volete. Questo, se puoi farlo, sto piatto che vi suggeriste peccaminoso, potete farlo anche quando gli amici vi vengono a trovare a mezzanotte, onde avere al teatro un evento importante, oppure, che so io, siete fuori così e siete andati magari in un'osteria a cichettare, dopo vi viene via appetito, allora magari uno dei sti amici dice: dai che andiamo a casa a fare 2 spaghetti così, aglio, olio e peperoncino. Ecco, questa è una versione che io vi spiego anche se volete fare gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, quindi è simpatica. Ma quella degli spaghetti aglio, olio e peperoncino un'altra volta perché mi stuzzica anche quella. Dimmi quella dei peccaminosi, che mi tieni lì sulle spine. Ecco qui, allora, come dicevo, 3 etti e 50 di spaghetti, poi 3 cespi di radicchio rosso di Treviso, spuntato dalle cime e tagliato nel senso della lunghezza, tutti a piccoli pezzettini sottili di 3-4 centimetri, lavato e asciugato, poi un 5 peperoncini interi e 4 spicchi d'aglio scamiciato, olio extravergine d'oliva, e questi sono tutti gli ingredienti, quindi non è che occorri... Ecco, vedete il bello, il bello di queste, Bruno, ricette molto semplici. Quindi acqua, fate bollire l'acqua come di vostro consueto in una pentola, la salate in giusta misura e ci mettete dentro i 5 spicchi d'aglio e i 5 peperoncini interi. Scusa, ti posso fare una domanda? Sì. L'acqua si sala con sale grosso? Sale grosso. Sempre sale grosso. Mi raccomando, sale grosso. Se voi prendete la confidenza del sale grosso, arrivate di salare le cose in un modo stupendo, anche perché il sale grosso è più buono, ha più potere di salare. Quindi, immersi, quando l'acqua bolle, che avete messo questi spicchi d'aglio e peperoncino, dopo 2-3 minuti li togliete, no? E versate i spaghetti. E quindi li fate cucinare pianino così. Nel frattempo, in una padella capace, versate il radicchio con un po' di olio e lo rosolate un pochino, lo saltate per pochi minuti fino a che diventi leggermente croccante, ma non dare una cottura lunga, deve essere questo radicchio bello croccante, un po' diciamo in drio, che sia quasi un fiatin crudo, dai nostre parti, no?
E quando che il spaghetto è al dente, ecco, qua è importante, quando che avete un ingrediente che non dà sapore molto alla pasta, togliete gli spaghetti molto al dente, li versate sulla teglia e quindi lì completate la cottura del spaghetto, versando un po' di acqua di cottura fino ad arrivare alla cottura giusta. In questo modo aggiungete un altro po' di olio e mi servirete questi spaghetti. Innanzitutto sono delicatissimi, senti questo odore d'aglio molto tenue, molto leggero che non ti dà fastidio a parlare poi, magari se sei vicino alla tua persona che ami, alla tua cara amata, non è che che dica mamma mia ma che spuzza d'aglio che ti sa, no, ecco, in questo sistema hai la delicatezza dell'aglio, il piccante elegante, chiamiamolo elegante, di questo peperoncino che ti fa gioia, e poi questo amaro dolce del radicio che dà una simpatia a questo piatto. Ecco, e allora con questo abbiamo... Naturalmente era un piatto molto importante, era un piatto da gustare soltanto a sentire come si cuoce, e noi vi diamo appuntamento per domani con un'altra straordinaria ricetta di Armando Zanotto. Ciao. Grazie, Armando, ciao, a domani. Ciao, buon appetito.